benvenuti alla TG Sicilia e buona domenica. Le principali notizie. Nel mare davanti a Eloro, nel Golfo di Noto, i sommozzatori perlustrano i fondali, mentre droni ed elicotteri sorvolano quel tratto di mare, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di ritrovare in vita il 14enne danese disperso in acqua da venerdì. Accoltellato a morte a Pavia un 25enne di Favara, nell'Agrigentino. Secondo gli investigatori aveva partecipato la notte scorsa a una rissa in un parcheggio in centro città. Uno dei giovani che era nella lite era armato di un coltello. Rifiuti a peso d'oro anche per l'aumento dei combustibili causato dalla guerra. Lievitano i costi di gestione e per Catania sono dolori. Gli ingressi contingentati nell'impianto di Coda Volpe paralizzano la raccolta della spazzatura nell'800. Il costo del carburante alle stelle ferma anche i pescherecci siciliani. Gli autotrasportatori convocati mercoledì al Ministero dei Trasporti, ma resta lo stato di agitazione. Catania, il centro storico invaso dai topi, tra lo stupore dei turisti e l'indignazione di residenti e commercianti. Il presidente dell'Associazione degli Esercenti, gli animali fuoriusciti da lavori di scavo, il comune intervenga subito. Anche a Catania ora si balla al ritmo dei DJ la domenica mattina. Un altro modo di godersi la musica tra caffè, brioche e qualche rustico, senza fare le ore piccole in discoteca. Calcio, nel segno di poi Amparo, il Palermo batte 2-0 il Cesena e tiene vive le speranze per la promozione diretta. Rosanero a -4 dalla coppia Monza-Frosinone. In Serie C stasera Catania in campo contro il Potenza. Il Massimino riabbraccia Toscano, richiamato dopo l'esonero di Viali. Sfide delicate in chiave salvezza per Siracusa e Trapani. Cominciamo subito con Pavia, dove c'è stata una tragedia. Un 25enne di Favara è morto al Policlinico San Matteo, accoltellato la notte scorsa in un parcheggio del centro. Il giovane, in compagnia di amici, avrebbe partecipato a una rissa tra ragazzi, uno dei quali era armato di coltello. Emanuela Corsi. Una lite in un parcheggio, poi la coltellata al collo. Non c'è stato nulla da fare per un giovane siciliano gravemente ferito a Pavia durante una lite notturna nel parcheggio dell'area Cattaneo, nei pressi del centro storico. La vittima si chiamava Gabriele Vaccaro, 25enne di Favara con la passione per il calcio. Lo vediamo in queste foto che lo ritraggono con la maglia delle squadre con cui ha giocato. Il 25enne aveva lasciato da poco la Sicilia e si era trasferito a Pavia per lavorare alle poste. Erano circa le 3 di notte quando stava andando a recuperare l'auto insieme agli amici. Proprio nel parcheggio, secondo quanto riferito dai testimoni, sarebbe nata una discussione con un gruppo di ragazzi di origini straniere. Uno di loro, armato di coltello, lo avrebbe colpito al collo. Una ferita inizialmente sottovalutata, tanto che il giovane era stato portato a casa per le medicazioni. Solo successivamente, non riuscendo a fermare la perdita di sangue, è stata chiamata l'ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso del Policlinico. Le sue condizioni erano già gravissime, aveva perso molto sangue ed è stato subito portato in sala operatoria, ma non ce l'ha fatta. Sull'aggressione, culminata in omicidio, sta indagando la squadra mobile del luogo, che ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area del parcheggio. Sotto shock l'intera comunità di Favara. Sui social il cordoglio del Consiglio Comunale. Non ci sono parole per descrivere il dolore di fronte a una vita spezzata così brutalmente mentre si trovava lontano da casa per inseguire il proprio futuro e onorare il proprio impegno lavorativo. Messaggi anche da parte delle società di calcio dove Gabriele giocava. Voltiamo pagina. Rifiuti a peso d'oro, lievitano i costi di gestione anche per la guerra e per Catania sono dolori. Gli ingressi contingentati nell'impianto di Coda Volpe frenano la raccolta della spazzatura nell'800. Mezzi di Gema in attesa della riapertura dei cancelli. Tonino De Mana.
Il caro carburanti, i conflitti in Medio Oriente, le discariche quasi sature, l'alta percentuale di rifiuti indifferenziati da raccogliere e poi da trattare, la lunga attesa per la realizzazione dei termovalorizzatori, le immancabili sacche di inciviltà, Catania e Palermo piegate da una cronica emergenza che ha radici profonde, con un sistema ereditato da amministrazioni regionali che negli anni, al di là di parole e proclami, non sono riuscite ad andare oltre. Il governo Schifani ha avviato l'iter per la costruzione di 2 termovalorizzatori, ma tra ricorsi e pastoie burocratiche bisognerà aspettare almeno 2-3 anni se tutto andrà bene. E intanto i rifiuti siciliani finiscono in Danimarca o al nord Italia, facendo lievitare costi e tari, quest'ultima a Catania, la più alta d'Italia. A questo si aggiungono una serie di fattori internazionali che hanno fatto aumentare il prezzo della singola tonnellata di rifiuti da 250 a 400 euro, e 200 comuni siciliani sono alle prese anche con la saturazione dell'impianto TMB di Codavolpe gestito da Sicula Trasporti, con il risultato che il sito di trattamento meccanico e biologico può lavorare soltanto una parte dei rifiuti che riceve. A farne le spese il comune di Catania, che specie nell'800 si trova ad affrontare l'ennesima emergenza, visto che gli ingressi contingentati hanno lasciato dietro i cancelli i mezzi di Gema, una situazione che ha indotto il sindaco Trantino ad emettere un'ordinanza urgente per precettare l'impianto di Termini Imerese, estremo rimedio qualora l'emergenza rifiuti dovesse acuirsi o precipitare. E il costo del carburante alle stelle ferma anche i pescherecci siciliani. Gli autotrasportatori convocati mercoledì al Ministero dei Trasporti, ma lo stato d'agitazione resta. Luca Siliberti. Il caro carburante sta mettendo in crisi il comparto della pesca e quello degli autotrasportatori. In tutta la Sicilia le marinerie sono in agitazione, le imbarcazioni d'altura non escono da mesi in mare aperto a causa dell'impennata del prezzo del diesel e cominciano a immaginare proteste eclatanti, fino a quello di bloccare lo stretto di Messina nei giorni della festa dei lavoratori. Chiedono soluzioni al governo nazionale. Ad oggi il gasolio, che costa circa 1,45-1,60 rispetto a un mese fa che costava 80 centesimi, rende gli operatori l'esercizio insostenibile. Quindi non siamo più in grado di uscire in mare e non si riesce a pescare per recuperare le spese. Alta tensione anche tra gli autotrasportatori. Il consorzio dei siciliani, che nei giorni scorsi aveva fermato i mezzi nei porti dell'isola, è stato convocato per mercoledì prossimo al Ministero dei Trasporti. La stessa convocazione è stata ricevuta dalle sigle con le quali non si riconoscono i siciliani, ma al di là delle rivendicazioni di parte, per il comparto permane lo stato di agitazione in attesa di risposte alle richieste concrete avanzate al tavolo delle trattative. Chiediamo dei fondi per abbassare il costo del biglietto delle navi, perché oltre al caro gasolio noi abbiamo bisogno di abbassare le tariffe delle navi, perché oggi è impossibile poter viaggiare con le navi con un ricarico di almeno 600 euro per ogni tratta. La situazione resta dunque critica, ma al momento nessun impatto sui beni di consumo che continuano ad arrivare regolarmente sui banchi dei mercati e nei supermercati dell'isola. Cronaca, si cerca ancora nel mare davanti a Eloro, a Noto, il 14enne danese disperso in mare da venerdì mentre faceva il bagno con la sua ragazza. Siamo tornati sul posto, nella spiaggia, dove oltre ai vigili del fuoco e la guardia costiera lavorano anche i volontari. Francesco Aloi. Sì, sappiamo che è scomparso un ragazzo e speriamo che lo possano trovare al più possibile. Chi ha deciso di trascorrere la domenica nella spiaggia di Eloro a Noto non sapeva di Jack, il 14enne disperso in mare da venerdì. Abbiamo saputo questa cosa, speriamo bene. Ci dispiace per la famiglia soprattutto. Il ragazzino era in vacanza in questo hotel con la fidanzatina e la famiglia di lei. Un tuffo in mare con la ragazza e poi lui è scomparso. Guardia costiera e vigili del fuoco sono al lavoro ormai da 3 giorni. In questo momento l'elicottero della Guardia Costiera sta sorvolando lo specchio acqueo che dista 10 miglia dalla costa, ma lungo il litorale ci sono anche i sub che stanno setacciando tutta la zona. L'operatore sta adoperando il drone e da questa postazione riusciamo a vedere la trasmissione in diretta per avere più occhi sulla situazione. Sul campo ci sono anche loro, i volontari della VCN. Abbiamo addirittura anche droni con la termocamera
e insomma siamo in supporto alle operazioni. Quando poi l'elicottero va a caricare o a fare lo scambio, automaticamente iniziamo nuovamente a volare, facciamo una mappatura della situazione. Intanto i genitori di Jack non sono ancora arrivati. La fidanzatina invece è chiusa in camera con mamma e papà. Grande spiegamento di mezzi e di uomini, ma purtroppo ancora senza risultato. Andiamo a Palermo. Vogliamo la verità. I familiari dei 2 operai morti sul lavoro in via Marturano annunciano una manifestazione per mercoledì, perché il loro dramma non finisca per essere dimenticato. E intanto vanno avanti le indagini sulla sciagura. Marco Gullà. Giustizia e verità è la richiesta che arriva dai parenti di Daniluk Tiberi Mikai e Najai Jaledin, i 2 operai morti nell'incidente avvenuto in via Marturano. Per questo, nel giorno della manifestazione in programma mercoledì, saranno ricordati proprio sul luogo della tragedia. Un momento di commemorazione che vuole però andare oltre il ricordo per mantenere alta l'attenzione sulle criticità che riguardano il mondo del lavoro, in particolare nel settore edile. Nel frattempo proseguono le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente avvenuto 10 giorni fa. Gli investigatori stanno analizzando diversi elementi, tra cui alcuni segni trovati sul muro dell'edificio compatibili con lo sfregamento del cestello della gru. Restano inoltre dubbi sul funzionamento del mezzo. Sono in corso verifiche per accertare se il camion fosse in condizioni di sicurezza adeguate. Secondo quanto emerso finora, il braccio della gru era esteso al massimo, una condizione ritenuta rischiosa. Il mezzo infatti sarebbe stato posizionato più lontano del previsto per non intralciare le attività commerciali della zona. Tanti aspetti che potrebbero essere decisivi per chiarire in modo definitivo come e perché i 2 operai hanno perso la vita. Ancora spari a Catania. Nella notte colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro la vetrina di un negozio di abbigliamento sportivo in piazza Palestro. Sono 9 i fori nella vetrata e questo è l'ennesimo episodio del genere accaduto nelle ultime settimane che preoccupa per la ripresa delle attività della criminalità organizzata a Catania. Sempre a Catania la polizia ha sequestrato in un'automobile rubata vicino allo stadio 5 kg di cocaina impacchettata e mascherata in involucri con foto di animali. La droga era nascosta nell'alloggio della rotta di scorta e nel doppio fondo del baule posteriore. Ancora a Catania, il centro storico invaso dai topi, tra lo stupore dei turisti e l'indignazione dei residenti e dei commercianti. Il presidente degli esercenti della CIDEC, Costanzo, dice: gli animali sono fuoriusciti da lavori di scavo, il comune intervenga subito. Torino De Mana. L'immagine simbolo è quella che vedete, 2 giovani turiste a piedi verso Sant'Agata al carcere. Fin qui nulla di strano, ma basta osservare attentamente il marciapiede per notare un topo invischiato nella colla, un altro è addirittura appoggiato sul davanzale di una finestra all'altezza della salita dei Cappuccini. Catania è alle prese con l'ennesima emergenza con imprevista invasione di ratti che non lascia dormire sonni tranquilli a residenti e commercianti. In molti puntano il dito sui tanti rifiuti, i resti di cibo sparsi sui marciapiedi, altri sostengono che i topi siano fuoriusciti in seguito ad alcuni lavori di scavo. Alle mie spalle c'è il cantiere laddove escono i topi. Siamo invasi, tutti i turisti guardano i topi e hanno paura. Costanzo sollecita un intervento immediato dell'amministrazione comunale. Chiediamo che subito facciano una sanificazione in pieno centro. L'approssimarsi dell'estate e il caldo rischiano di aggravare la situazione, rappresentando un serio pericolo per la salute pubblica. Lasciamo Catania, ha regolarmente celebrato messa il parroco di Borgo Santa Rita, vicino a Caltanissetta, ma da domani riprenderà a tappare le buche della strada dissestata che arriva in paese. Centinaia i fedeli accorsi per solidarietà. Lo faccio per carità, dice padre Carvello. Rita Cinardi.
Anche questa mattina al Borgo Santa Rita centinaia di fedeli sono arrivati per seguire la messa celebrata da padre Carvello, il parroco che è riuscito a ricreare il senso di comunità nella piccola frazione vicino a Caltanissetta, dove abitano soltanto 15 persone. Lo stesso parroco che da qualche giorno ha deciso da solo, pur sapendo di rischiare una multa, di riparare le centinaia di buche sulla strada comunale che conduce al borgo. Ieri l'assessore ai lavori pubblici Calogero Dornetto ha assicurato che lo incontrerà in questi giorni e che è in arrivo un finanziamento, ma intanto la strada e i fedeli non possono più aspettare. Fintanto che il comune non interviene, io almeno fino al 1° maggio devo tappare le buche, almeno quelle più grosse le devo fare, perché il 1° maggio è una festa grande, grandissima qui. La festa di San Giuseppe Lavoratore. Anche questa mattina padre Carvello ha celebrato messa nel capannone che ospita mezzi e attrezzi agricoli e dove i fedeli venerano la statua di Santa Rita, la santa dei miracoli impossibili. Ormai qui nel capannone chiesa convergono persone di San Cataldo, Sommatino, Caltanissetta, Riesi, Ravanusa, Delia, Canicattì, Agrigento. E c'è anche chi nel borgo ha scelto di continuare ad abitare, restando dopo ben 5 generazioni, ma da anni non vedeva più arrivare così tanta gente. Con la presenza di padre Carvello c'è un'affluenza che non si era mai vista qua e quindi il problema, quello che ci penalizza di più è la viabilità. Musica e tendenze. A Catania c'è una nuova moda, si chiama soft clubbing in inglese. Sostanzialmente i DJ scandiscono i ritmi e si balla la mattina tra un cappuccino e una brioche in una domenica che cambia il volto della città. Orazio Longo. Arriva dall'Europa la moda del DJ party alla luce del sole e Catania, terra fertile per il lifestyle, torna a svegliarsi a tempo di house con la formula del soft clubbing che fa incontrare il mondo della notte con il relax della colazione e del brunch. Un trend che ha già conquistato città come Berlino, Londra, New York e Milano e che sembra incontrare il favore dei catanesi. Noi viaggiamo spesso, quindi abbiamo visto in giro per il mondo questi format nuovi che stanno nascendo e non sappiamo. A Sardare dire un'ambientazione quasi newyorkese per come è il mood della giornata. Il format, che lancia un modo diverso di vivere la musica e la socialità, è tornato domenica mattina al MA di Catania. La sera non uscirei mai con i pezzi agli occhi, qui ce lo possiamo permettere. È molto più comodo, scarpe basse. Speravamo in una giornata un po' più calda, però va bene così. L'importante è essere nel mood giusto. Ballare di giorno non è una novità, perché c'erano i famosi after negli anni 90. Solo che negli after tu non dormivi, era il continuo, finiva la serata in discoteca, non dormivi e continuavi a ballare. Questo non a caso si chiama soft clubbing. Insomma, da un lato la musica, dall'altro il profumo del caffè e le brioche accanto alle console, meno alcol e più connessione con la pista che si anima, mentre la città fa colazione e poi pranza. Baila, baila. Il momento della nostra pausa, tra poco il calcio con la vittoria di ieri della Palermo e le ultime sul Catania, impegnato stasera contro il Potenza. State con noi. Calcio, la doppietta di Poyampalo e il Palermo liquida il Cesena con il punteggio di 2-0. Rosanero però sempre quarti in classifica. Marco Gullà. Il Palermo continua la sua marcia al Barbera con la doppietta di Poyampalo, regola la pratica cesena 2-0 e vittoria che comunque non avvicina il rosanero alla promozione diretta, visto che ormai a 3 giornate dalla fine della regular season i punti di distacco dal secondo e terzo posto sono 4. Monza e Frosinone non mollano, il Palermo per arrivare in Serie A dovrà probabilmente giocarsela ai playoff. Ci ha pensato il solito Poyampalo, un gol per tempo e prestazione maiuscola da parte del finlandese illegale
mondiale per la categoria. Oltre 32.000 spettatori al Barbera, ci sono anche gli ex Miccoli e Pastore. Dopo pochi minuti Palermo già avanti, azione insistita e poi Ampalo mira all'angolo, palo gol, 1-0. Il Palermo vola, altra grande occasione, Ledo Aronna, botta sicura, miracolo di Klinsmann. Poi è Gomis a salvare la sua porta qualche minuto dopo. La partita è frizzante, godibile. Nella ripresa la gara si mantiene su buoni ritmi, il canovaccio non cambia, i rosa cercano di controllare fraseggiando a centrocampo ma cercando di non scoprirsi troppo. Minuto 71, il Palermo la chiude, palla di Rui Modesto con su scritto spingimi in rete, poi Ampalo è lì e non sbaglia di testa, 2-0. Negli ultimi 10 minuti il finlandese sfiora la tripletta dopo una bella discesa di Vasic, mentre il Cesena colpisce la traversa con un colpo di testa di Piacentini. Finisce 2-0 per il Palermo, l'unico rammarico è quello di non aver accorciato verso Monza e Frosinone. Diamo continuità ai risultati, è chiaro che sapevamo i risultati delle avversarie prima della gara, speravamo di rosicchiare qualcosa, per cui era un bel macigno sulle spalle dei miei giocatori, ma ancora una volta hanno dimostrato il loro valore e sono molto soddisfatto della partita. Stasera alle 20:30 al Massimino, Catania in campo contro il Potenza. È la gara che segna il ritorno in panchina di Mimmo Toscano. L'obiettivo è blindare la seconda posizione. Francesco Triolo. Blindare il secondo posto in classifica e ripartire col piede giusto. Mimmo Toscano ha un duplice obiettivo nel suo esordio bis sulla panchina del Catania, che questa sera alle 20:30 al Massimino ospiterà il Potenza. I lucani sono già certi, grazie alla vittoria della Coppa Italia, di entrare nei playoff dalla porta principale, subito alla fase nazionale, quella che spetta alle seconde. Privilegio che vuole anche il Catania, che però il secondo posto deve metterlo al riparo da brutte sorprese. Toscano non ha parlato alla vigilia, è concentrato esclusivamente sulla partita e sul lavoro fatto durante la settimana, anzi meno di una settimana, visto che è arrivato solo mercoledì. Si parte dalle certezze che il tecnico reggino porta con sé, ovvero la difesa a 3, sulle corsie qualche dubbio perché se Donnarumma è quasi certo di giocare a sinistra, Raimo a destra potrebbe avere la concorrenza anche di D'Ausilio. In mezzo Quaini e Di Tacchio sembrano essere certezze, mentre per il ruolo di trequartista c'è un ballottaggio tra Bruzzanini e Cicerelli per giocare dietro l'unica punta. E chi sarà l'attaccante? È un'altra bella domanda. Sulla carta sono Forte Caturano a giocarsi una maglia con il primo appena rientrato, che però ha pochi minuti sulle gambe. E allora potrebbe anche giocare Lunetta come falso 9, ipotesi che potranno essere messe in campo anche a gare in corso. Attenzione al Potenza, è vero, pochi stimoli, ma il Massimino li mette a chiunque. La squadra di De Giorgio è reduce dalla vittoria col Sorrento e dalla festa in piazza per la Coppa, e proprio in casa del Catania vuole mettere la ciliegina su un finale di stagione ancora tutto da scrivere. Siracusa Cavese e Cosenza Trapani sono gli appuntamenti di stasera delle altre siciliane nel penultimo turno di campionato di Serie C. Sergio Colosi. Notte azzurra al De Simone per rimanere in corsa e sognare play-out. Dopo 2 pareggi con rimpianti, al Siracusa serve stasera una vittoria contro la Cavese. Un'altra occasione persa significherebbe Serie D e un futuro da decifrare. 22 convocati, assenti gli infortunati Bonucci, Di Gesù, Falla e Monreale, lo squalificato Gudelevicius. Turati si affida all'estero di Di Paolo, alla voglia di riscatto di Limonelli e alla gioventù di Arditi. Cavese quasi salva, ma in Sicilia non in gita turistica. Una squadra che ha dei calciatori grandi, esperti, che hanno fatto anche altre categorie, che nel mercato di gennaio secondo me si è rinforzata e si è rinforzata bene, quindi sappiamo che tipo di avversario incontreremo, però come insomma dicevi anche tu, noi dobbiamo fare sicuramente partita per vincere. Imprese ai limiti del possibile per il Trapani ultimo e atteso da una trasferta a Cosenza contro la quarta forza del torneo. Silani senza Florenzi. Nella panchina granata c'è un salvatore, non è Aronica ma il suo vice Utro, disponibili Benedetti e Winkelmann. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito e ancora buona domenica.